Sì, sono venuti e ci hanno posto delle esigenze molto concrete dai residenti utilizzatori della città, e quindi questa razionalizzazione della sosta è andata ad eliminare degli abusi che erano le soste carico-scarico, dove rimanevano delle macchine per ore, 5-6 ore, e rendevano anche difficili i controlli da parte della polizia municipale, che stava a 50 minuti, un'ora per fare gli accertamenti. Invece con la nuova sostituzione abbiamo messo più parcheggi per i residenti e più parcheggi sosta breve, che possono andare incontro agli stessi residenti per caricare e scaricare delle cose, le valigie o la spesa come mi è stato chiesto, oppure anche chi si reca in negozio per andare a prendere magari una cosa comprata più voluminosa. Ecco, sono esigenze molto concrete che abbiamo raccolto io personalmente, ma anche i vigili e gli uffici mobilità, e questa è una risposta importante. Ecco, per i furbetti ne sapevo, diceva bene che queste sono esigenze, poi continueranno ad esserci i furbetti, come è fatto? Beh, ci saranno sempre i furbetti, penso che debba però crescere il fatto che se tutti usano correttamente lo spazio limitato, lo spazio pubblico limitato, va a vantaggio un po' di tutti, quindi il fatto se i 46 stalli a sosta breve vengono utilizzati in un modo congruo, ci sarà la possibilità di più persone di poter utilizzare e fruire in modo giusto la città, quindi io penso che ci devono essere sì i controlli da parte dei vigili, ma mi piacerebbe che crescesse questa coscienza sociale per cui l'utilizzo corretto degli spazi porta vantaggio a tutti. Però ai furbetti ne diciamo che ci sono i sensori, vero? Beh, sicuramente l'avevamo detto prima, è una smart city e ci sono i sensori, quindi ha anche facilitato il compito degli accertatori e dei vigili, quindi sicuramente c'è la possibilità di sanzionare chi non sta alle regole. In questa redistribuzione, Sindaco, sono stati eliminati anche diversi parcheggi a pagamento, quelli insomma gli stalli blu, questo però comporterà anche una riduzione degli introiti per il Comune. Sì, questa riorganizzazione abbiamo stimato che comporterà un minore introito per il Comune di 15.000 euro, però è un investimento, siamo nella logica dei servizi ai cittadini, con questa razionalizzazione diamo dei servizi migliori ai residenti e agli utilizzatori della città, e penso che questa sia l'ottica di un'amministrazione. Il territorio e i parcheggi non devono essere sfruttati soltanto per fare cassa, e mi pare che questa sia una cosa, vada nella direzione di andare incontro veramente alle esigenze concrete dei cittadini.